In compagnia di una campionessa, Martina Favaretto, argento olimpico Parigi 2024, fioretto a squadre, questa sera a Volpago. Allora, quali sono state le emozioni intanto di partecipare alle Olimpiadi e poi di arrivare sul podio? E partecipare alle Olimpiadi è stata un'emozione grandissima perché era il mio sogno fin da quando ero piccola e quindi già esserci era una grande cosa. E poi noi partivamo da favorite, quindi volevamo fortemente l'oro. È arrivato l'argento, inizialmente c'era un po' di delusione, però poi con il passare del tempo ho imparato ad apprezzare questa bellissima medaglia perché una medaglia olimpica non è mai scontata. E quando ti sei avvicinata al mondo della scherma? Ho iniziato scherma a 7 anni guardando le Olimpiadi di Pechino 2008 in TV e c'era Matteo Tagliariol che vinse l'oro nella spada e ho voluto provare insomma la scherma perché era il mio primo sport, dovevo iniziare a provare uno sport e mi è piaciuto fin da subito. I titoli sono tanti che hai vinto sia a livello individuale che squadra, quindi europei, mondiali. Cosa ti aspetta alla prossima competizione? Adesso ricomincia la stagione di Coppa del Mondo a fine novembre, però gli appuntamenti più importanti dell'anno sono gli europei e i mondiali a giugno e luglio. Ecco, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. L'ultima cosa, questa sera però oltre a parlare di sport, parlerai anche di cultura a Volpago del Montello, in questa serata per il Veneto Legge. Quanto è importante per te la cultura? Sappiamo anche che sei studentessa universitaria. Sì, è molto importante anche per un atleta crearsi un futuro al di fuori dello sport, quindi studiare, crearsi un'alternativa e diciamo che sono molto importanti queste iniziative per coinvolgere anche i più giovani, Ecco, ai giovani cosa vuoi dire per un saluto finale? di seguire i propri sogni, di studiare, però anche di praticare sport e di divertirsi.